Buona giornata, ben ritornati insieme con noi, naturalmente siamo in diretta. Il tema di quest'oggi riguarda gli immobili, in modo particolare immobili da ristrutturare, da costruire, quindi capire come va il mercato, da locare, dare in affitto e quindi capire un po' quali sono le dinamiche che si stanno muovendo. La crisi in primis ha coinvolto purtroppo proprio questo mercato e di conseguenza a cascata tutti gli altri ne hanno risentito. È un settore trainante, era un settore trainante per l'economia, ma adesso a causa anche di una tassazione molto onerosa ne sta risentendo pesantemente. Ecco quindi che le seconde case con il versamento dell'IMU non saranno più un investimento interessante per i proprietari, nonostante ci sia l'affitto che però conti alla mano non va in qualche modo a costituire una fonte di reddito così che può essere cospicua o comunque una rendita interessante al riguardo. E poi per quel che riguarda l'investimento sull'acquisto della casa, anche lì punto di domanda, le banche hanno chiuso i rubinetti, è difficile ottenere un mutuo, le condizioni sono estremamente pesanti e quindi cosa sta succedendo? Si parla anche di ristrutturare l'immobile, di portarlo a una classe energetica superiore, di approfittare di certi incentivi, ma questi ci sono ancora? Fino a quando? Fino a che tempo gli imprenditori possono cimentarsi e rischiare in proprio? Per parlare di questo ed altri temi abbiamo i nostri due ospiti in studio. Vi presento subito Massimiliano Zaramella, presidente FIAIP Padova, Federazione del settore immobiliare, quindi praticamente gli agenti immobiliari, quindi si parlerà un po' dell'attività anche di intermediazione. Voi avete il polso sia per le vendite che per le locazioni e vedremo anche questo. E poi ben arrivato anche a Paolo Bassani, presidente Federazione Edili della Confartigianato del Veneto. Buongiorno a voi. Ben arrivata anche a lei. E qui gli edili, artigiani edili sono tantissimi. È un settore che è esploso in un certo periodo e poi improvvisamente ne ha risentito in modo molto pesante. E vedremo che strategie ci sono, se possono esserci. Sì. Vediamo un po' l'analisi che avete condotto. Voi l'avete fatta per il territorio di Padova, però possiamo estenderla un po' a varie aree similari della nostra regione, insomma. Sì, l'osservatorio nostro è regionale, poi diviso in province. Certo. Il dato è molto simile anche appunto in tutto il Veneto. Nel 2011 noi abbiamo verificato un aumento dell'offerta degli immobili dovuti al mantenimento dello stock degli invenduto anche di molte imprese. Abbiamo verificato una diminuzione del numero delle compravendite, ancora importante. Che c'era già stato poi a partire che c'è da alcuni anni, che continua a scendere. Abbiamo verificato anche una diminuzione, anche un'ulteriore diminuzione dei prezzi, purtroppo, che anche questa dai picchi massimi del 2006 sfiora il 30% dei picchi massimi. Insomma, ecco, dopo ne parleremo anche con lei, un ridimensionamento dei prezzi ci doveva essere, perché si era arrivati a delle cifre ormai ridicole, diciamo così, in certo qual modo. Consentite da mutui agevolatissimi, facili da concedere, addirittura avevamo avete 40 anni di mutuo e una situazione economica che teneva, per cui tutto sommato uno poteva anche cimentarsi. Adesso non è più così. Quindi adesso anche logico. Non è più così, le banche oggi non finanziano più il 100-120%, ma era sbagliato farlo. Le banche oggi arrivano a finanziare, se va bene, il 60-65% del valore dell'immobile. Loro dicono perché hanno dovuto impegnare dei soldi nell'acquisto dei BTP italiani, insomma tutta questa serie di cose. Sta di fatto che la banca non aiuta di sicuro. Oggi stanno finanziando circa il 50% in meno rispetto a prima. La problematica con il cliente nostro ce ne sono due. Quando arriva il cliente che deve fare il mutuo, il problema è avere il mutuo, quindi è già un problema questo. Il cliente invece che non ha bisogno di mutuo, cosa fa? Arriva e fa offertacce, le chiamiamo noi, pretende di poter fare un'offerta perché dice io i soldi posso farlo, e la forbice tra richiesta, tra richiesta e offerta, siamo arrivati anche nell'ordine di un 20-25%. Capite che è difficile chiudere una trattativa con un 20% di differenza. Quindi è difficile chiuderla, però si rischia di non chiuderla più, altrimenti perché? Si rischia di non chiuderla, ma poi perché fanno questo? Fanno questo perché c'è stato anche un terrorismo da parte dei media, da parte dello Stato, adesso entrerà anche l'IMU, c'è tutto un insieme di cose che la gente
preferisce aspettare, o se deve acquistare vuole acquistare in maniera, comprando una cifra molto più bassa, insomma, ecco, per tutelarsi. Esatto, da questo punto di vista. Vero è anche che molti edifici sono in una classe energetica terrificante, non è che fa un investimento, perché poi adesso gli arriva anche, se compra appunto, fa l'investimento seconda casa, gli arriva una tassa di quelle da urlo. Ma effettivamente fino al 2008 questo è un problema che non c'era, perché bastava costruire, tutti dicevano bastava costruire, anzi avevamo quasi la domanda che superava l'offerta, e infatti c'è stata la corsa a sopperire la domanda, che era una domanda falsata perché si basava su quello che abbiamo detto, mutui agevolati al 120% a tutti senza garanzia, anche in un certo senso, sullo stipendio, mutui a 30 anni, cioè una cosa assurda. Si è creato un vortice economico, nessuno ha mai pensato e se finisce? E se scatta una molla che non può più percorrere questa strada? Ed è successo infatti, quindi bastava costruire, la classe energetica è arrivata dopo, perché c'era già prima ma non veniva presa in considerazione, assolutamente. Pensava a una speculazione Però spinta. le banche si sono trovate molto male, perché? Perché hanno finanziato su valori che non erano reali, perché adesso abbiamo i parametri di classificazione energetica e acustica degli edifici, prima non venivano presi in considerazione, quindi edifici che valevano 100 per la banca venivano calcolati 120, finanziava il 120, ora ci sono banche che hanno molti edifici da vendere o da locare, non hanno più valore. Però non hanno il valore effettivo. Non hanno perso di valore, hanno il valore che effettivamente c'è adesso. Quindi secondo me ci sarà più avanti il problema di sistemare e riportare anche edifici che hanno 3, 4, 5, gli ultimi 10 anni sicuramente, portarli a classifiche energetiche più elevate. Perché? Perché è un discorso che è nato sui fabbricati ATER. Perché non pagano più l'affitto? Perché non hanno i soldi, o pagano l'affitto o pagano il gasolio e il gas. Perché? Perché sono edifici energivori, quindi il locatario, è un problema anche in caso di locazione, perché in caso di locazione io devo certificare la classificazione energetica, ma io so già che nasceranno problemi sulle certificazioni, perché il locatario dirà, va bene, io spendo 500 euro per riscaldarmi, se poi ne spendo 700, gli altri 200 dove li prendo? Dall'affitto? Ecco, questo è un circolo vizioso, effettivamente non si riesce ad uscirne. Perché? Perché la classificazione energetica è un problema enorme per il costo, ma non per il costo della classificazione, per il costo ulteriore che io ho in un edificio che non è a classificazione B o C, minimo C, insomma. Assolutamente. Ecco, quello che volevo chiedere, ma lasciamo stare, magari voi come artigiani siete già più piccoli, diciamo, e tutto sommato più agevolati, ma l'imprenditore immobiliare, le grandi aziende. Guardi che noi artigiani ne abbiamo molti imprenditori immobiliari. Allora, che hanno sulla gobba delle case invendute. Devono pagarci l'IMU. Devono pagarci l'IMU, certamente. Quello volevo dire. Questa è una tragedia. Prima, pagavi sempre l'ICI, però bene o male c'era un turnover abbastanza veloce. Devono pagare l'IMU in una situazione di liquidità che non c'è. Perché hanno già il problema di liquidità, perché la banca ora non li finanzia più nonostante abbiano i capitali. In più ora arriva l'IMU, quindi adesso a giugno ci sono anche le tasse a giugno-luglio, versamento del saldo, vedremo cosa succederà. Sinceramente penso che molti non pagheranno, come è già successo. Se non c'è la disponibilità, non c'è il finanziamento, come fanno? Quindi vedremo a giugno cosa succederà, perché effettivamente se domandano rientri le banche, perché effettivamente devono fare liquidità loro, non so dove andranno questi. Perché non è che ci sia una domanda, perché specialmente, come dice lei, è impossibile vendere se non c'è una domanda, cioè non è neanche più questione di prezzo. Lei ha detto una cosa giusta, ha detto abbiamo ridotto il costo dell'appartamento, il costo dell'edificio. Sì, ma bisogna trovare anche l'acquirente, perché non sempre si trova l'acquirente, anche a costo ribassato. Perché come diceva lui effettivamente c'è questo timore, l'acquisto e poi l'IMU ce l'ho io, e poi le spese e poi potrò rivenderlo quando, a chi? Ecco, attenzione, esatto, questa è una cosa che sta stravolgendo tutti i parametri, ovvero prima l'idea di comprare una casa, un mutuo agevolato, era un investimento. Uno diceva, ho la casa mia, me la curo, adesso invece attenzione, si diceva anche prima fuori onda, per due ordini di ragioni. Da un lato, tre anzi, un mutuo non più agevolato, un costo mostruoso se viene concesso dalla banca, reale, totale. Secondo, delle tasse altissime sulla casa, che è già tartassata in tutti i modi, dovrebbe essere l'unica cosa che almeno ci viene esonerata, con delle tasse idonee.
Non lo è più, quindi non è un investimento il mattone, ma dove è l'investimento? Forse l'investimento diventa il lingotto d'oro per chi può permetterselo, ma no, diventa, perché avere l'inquilino, comunque la casa ha un'usura, comunque appunto si deprezza e così via, comunque ci sono le spese e non si rientra delle spese dell'affitto, perché l'IMU seconda casa e via dicendo è molto alta. Il rischio di non aver l'affitto? Bravissimo, il rischio di non aver l'affitto tra l'altro. Manca una legge. E per chi compra la casa c'è un altro aspetto, che se resta senza lavoro, a parte il dipendente pubblico che per il momento, diciamo fino ad oggi è tutelato, poi vediamo domani, perché se le tasse non entrano lo Stato non li può neanche mantenere questi dipendenti pubblici. Ma cambiare città come fai? Hai comprato una casa? Cioè bisogna ragionare forse come in America, dove si passa da una città all'altra con tutto il traino famiglia eccetera, lasciando anche la propria abitazione. Per cui riprendere in discussione il discorso della locazione diventa importante, se ci sono proprietari disposti a farlo, perché poi molti vogliono vendere casa, come giustamente diceva lei, non ne vogliono più sapere di questo, e magari comprarsela oltre confine, che forse lì tiene ancora come investimento. Che dice? Beh, infatti il mercato della locazione l'anno scorso è andato molto bene, ci sono stati numeri positivi, continuano ad esserci. Non credo che vada non è che va perché c'è l'IMU, va perché chi deve acquistare casa... Ma fino adesso non c'era, quindi tutto sommato è un non è che chi ha l'esigenza di casa, se non riesce a soddisfarla con la banca, la deve soddisfare in un altro modo che è quello della locazione. Quindi il mercato della locazione va. Ecco perché noi come FIAIP abbiamo chiesto appunto a Roma di esentare o almeno tassare gli immobili locati come fossero come prima casa, perché con una tassazione che stanno prevedendo, la redditività degli immobili che prima era nell'ordine dal 4 al 5% media, facendo i conti si è quasi dimezzata. Ecco, tra l'altro in un discorso di grande richiesta di immobili anche da ristrutturare in locazione, se non c'è un'azione forte però da parte vostra, io lo dicevo anche prima, un'azione forte, non chiedere timidamente al governo, perché il governo timidamente non anche perché adesso il governo non ascolta nessuno. Se ne frega, ma forse se ci sono azioni forti, qualcuno ha ascoltato. Io dico sempre, le telefoniche le ascoltate, non gli ha applicato l'aliquota e l'ha buttata sulla benzina, perché i consumatori intanto timidamente dicono ma non fanno niente, però le telefoniche per carità hanno subito alzato la voce, le ascoltate. Chi vuole il governo ascolta, e dove ha paura il governo forse anche ascolta. Diventa un po' un problema questo, perché le locazioni avranno un affitto più alto, perché il proprietario giro di boa, se deve pagare un IMU alta, alza l'affitto, si uniformeranno un affitto molto più alto. Se vuoi avere casa, non vuoi stare sotto un ponte, o ti paghi quell'affitto o mangi quella minestra o ti butti i salti dalla finestra, cioè appunto è tragica la situazione. E il dire che ci potrebbe essere l'intervento dello Stato con i famosi complessi PEP è un po' assurdo, perché lo Stato non ha più soldi da investire nell'housing sociale o in housing agevolato. Nel co-housing che sta diventando di moda. Sì, ed è una moda. Vabbè, bisogna vedere quanto noi italiani siamo... Ma noi italiani, qua a livello Veneto no, assolutamente. In Lombardia funziona, ce ne sono, sì. Locazioni a basso costo, effettivamente il co-housing si possono fare perché interagiscono forze diverse e quindi si abbassano i costi. Effettivamente si può fare co-housing e costa meno, si arrivano però bisogna vivere nella stessa casa e più famiglie, cioè non è semplice. No, stessa casa, è nello stesso complesso, nello stesso complesso, che può essere un complesso enorme. A Milano dovranno costruirne uno, è proprio una ditta veneta che lo costruirà. Effettivamente è molto complesso. Una specie di condominio. È una specie di condominio, ma la vita sociale interagisce molto, cioè i vecchi, i giovani, i meno giovani intersecano le varie situazioni, le varie esigenze, i giovani vigilano gli anziani i giovani. Il co-housing è questo, le fonti di energia sono sempre centralizzate, quindi hanno incentivi, costano meno, ma però va bene nelle città. Perché fare un co-housing a Padova si può fare su un centro che abbia molta gente e le spese vengono suddivise. Ma a questo punto tipo la cucina è comune? O no? Anche questo. E quindi ci sono spazi? L'asilo, la scuola, tutto all'interno. Nella spazi condivisi, cioè bisogna entrare in una mentalità diversa. Cioè l'intimità della casa, eccetera. Il Veneto invece cerca ancora la casetta in montagna o magari in collina. E l'insieme invece si risparmia molto nell'insieme, nel lavorare insieme anche come edificio, sì, sicuramente. Però il principio, lei diceva una cosa giusta, come mai la locazione, ma come diceva prima per il Veneto la casa è uno dei 3 fattori principali, lavoro, casa e chiesa.
Cioè effettivamente la casa uno si sacrifica col mutuo, usa i propri soldi della busta paga, si fa aiutare dai genitori, dai fratelli, dagli zii, ma prima o poi vuole arrivare ad avere una casa tutta sua col suo bel recinto, e quindi portare i giovani alla cultura del spostarsi, perché questa è la cultura del lavoro, sarà spostarsi. Certo. Forse i giovani riusciranno anche a concepire l'edificio, io ci abito. Bene, è decoroso, ci sto bene, mi costa anche una cosa giusta, allora posso spostarmi. Perché il problema anche del trasferimento e del cambio di lavoro è stato condizionato da questo, sa? Perché abbiamo tanti che effettivamente il cambio di lavoro in sé non è sé per sé la tipologia del lavoro, è anche il dove andrò a lavorare. Ma attenzione che adesso le distanze, se prima poteva essere sono già accettabile 50.000 euro, sì, 50 km andata, 50 ritorno, 100 km, e veniva fatto, o anche di più. Adesso diventa un costo mensilmente insostenibile, credo, per uno stipendio normale, eccetera, quindi questo non è da sottovalutare. No, ma anche perché anche nel mercato dell'edilizia non è che sia costante su tutto il territorio nazionale, cioè non è vero che la ristrutturazione qua va a Padova, va a Verona nello stesso modo a Treviso, ci sono condizioni diverse, quindi vediamo che c'è questo spostamento di maestranza che si sposta da un lato all'altro della regione, creando costi, logicamente, quindi, però vediamo che c'è la disponibilità ora di spostarsi, quello che non c'era prima, quando io penso che anche lei avrà visto, le imprese di Padova generalmente lavoravano a Padova fino a 3 anni fa, non si spostavano, non c'era l'esigenza di spostamento, i costi erano inferiori, ora stanno sostenendo costi ulteriori per poter mantenere le maestranze, perché l'unico problema è mantenere la maestranza, perché è stata fatta in anni, è stata inserita nel lavoro e formata in molti anni, quindi nessuno, come diceva lei prima, nessuno vuole licenziare, anzi l'ultima cosa, perché si è creato un bacino e vuole mantenerlo, perché? Perché sa che se non avrà più dovrà ricominciare. Quindi il tentativo, abbiamo notato infatti che nel livello artigianale i licenziamenti ultimamente sono molto pochi. Hanno fatto un po' di pulizia, c'è stata un po' di pulizia dal 2008-2009, 2010 c'è stata un po' di ripresa, 2010 crisi ancora, 2011 un po' di ripresa fino a metà, adesso siamo crollati giù ancora. Però vediamo che ci sono imprese che hanno il problema di liquidità perché vogliono mantenere l'impresa nonostante lavorino sotto costo. Perché anche lo Stato dovrebbe essersi accorto con l'appalto pubblico, perché abbiamo anche il grandissimo problema di imprese che hanno fatto lavori anche al 95% e non hanno preso soldi. Questo è un altro, adesso affrontiamo anche questo tema qua. È una cosa questo assurda. È un altro problema enorme. Andiamo subito, sì, prego, la battuta, poi andiamo in pubblicità. Volevo dire a proposito del social housing, noi abbiamo proposto anche, perché riteniamo giusta, adesso per dire a Padova hanno proposto di fare altre 300 nuove abitazioni, sempre tra altre, che secondo me non hanno senso, c'è tanto invenduto, piuttosto andiamo da imprese che ne hanno già fatte, utilizziamo l'offerta e facciamo diventare altre quelle. Perfetto. Abbiniamoci anche la cosa ecologica, andiamo a cementificare il nuovo territorio che non serve. Perfetto. Esatto. Ma questo è un altro aspetto, parleremo sarebbe un assurdo, scusi, sarebbe un assurdo che non venisse presa in considerazione questa cosa. Noi l'abbiamo proposto a Roma, se lo Stato o gli enti o chi insomma acquistasse dall'imprenditore i 20, 30, 50 appartamenti, l'imprenditore si salva, si sana, gira i soldi in banca, la banca di nuovo fondi per ripartire, l'imprenditore riparte con una nuova iniziativa altrove. Vabbè, vediamo queste proposte che tipo di esito avranno, pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, commentando un po' un messaggio che è arrivato, diceva: però dopo anni di speculazioni, di terrorismo e di spese mostruose per acquistare un immobile di poco valore, perché peraltro si è costruito in modo indecente per gli ultimi anni, senza classificazione energetica, perché non esisteva, ma pur di andare al massimo risparmio, adesso il settore ha ricevuto una martellata e i telespettatori dicevano ci voleva anche questa per riprendere i parametri. Allora, dobbiamo partire dalle Torri Gemelle, vi ricordate c'è stato sto crollo della borsa, la gente è scappata dalla borsa, chi è riuscito a portare fuori dei soldi dal 2002 al 2006 si sono riversati effettivamente tutti nel settore immobiliare. Lì i prezzi sono cresciuti sicuramente più del dovuto e adesso l'abbiamo pagata subito dopo questa cosa. Vorrei dire una cosa però, sulle caratteristiche che lei diceva, si è costruito male,
Ma abbiamo mai pensato chi doveva fare il controllo sulle costruzioni fatte male o bene, sulla condizione energetica, sulle caratteristiche energetiche degli edifici? Chi doveva farlo? Chi ora lo richiede? Lo Stato attraverso la Regione, attraverso il Comune. Come mai non l'ha fatto? Assolutamente non c'era, se no doveva essere il privato che stava a guardia del proprio immobile in costruzione, sì, eventualmente. E non è stato un assurdo, cioè, ma ci sono voluti 2 anni per cadere completamente nella certificazione obbligatoria. Cioè, certo. Qualcuno doveva pensarci. Ma solo i politici non lavorano sotto costo, dimezzare i loro stipendi che per quello che fanno sarebbe troppo lo stesso. Ah, sì, sì. Questo senza dubbio. Questo sicuramente. Cioè, la battuta che ha fatto, non mi ricordo ieri, Passera, ha detto non ho la soluzione. Cioè, e non è la soluzione, per quel che vieni pagata la soluzione la devi trovare, cioè io me l'aspetto da te, perché sennò ragazzi prendiamo su un altro, lo mettiamo al posto tuo e vediamo che la soluzione si diventa. Che caspita, cioè, attenzione, uno viene anche retribuito tanto perché ha tanti rischi, perché c'è una grossa area, responsabilità, ma anche deve trovare le soluzioni, perché altrimenti... Una soluzione che sia condivisibile, perché a martellare si fa sempre male gli stessi e non si può. Tutti quei bei signoroni che hanno comprato case perché non guadagnavano più in borsa facendo alzare i prezzi da fuori di testa, adesso purga, che bello. Cosa vogliamo dire? Questo quindi è un po' un commento a quello che lei diceva poco fa, Presidente. Ha ragione, purtroppo molti si sono spostati là, molti hanno speculato, oggi non si può più per fortuna, quindi oggi siamo tornati a un mercato corretto. Però. Ecco, io voglio capire questo, perché interpellando ANCE, era quindi Associazione Nazionale Costruttori Edili, c'era un fabbisogno, un fabbisogno di immobili, chiedo anche a lei, un fabbisogno di immobili reale, perché ci sono ancora famiglie che cercano comunque casa, quindi sono famiglie che cercano casa. Di fatto c'è un monte case invenduto che giace lì ormai da tanto tempo, dall'altro ancora ci sono cantieri che stanno costruendo, c'è qualcosa che non torna. Sì, effettivamente c'è qualcosa che non torna, perché non è vero che non c'è più bisogno di case, assolutamente, è che la portata adesso con la crisi, la portata del potere d'acquisto della casa si è ridotto ulteriormente, quindi non è stato nemmeno comparato dall'abbassamento dei prezzi della casa vera e propria, si parla del 20%. Perché il potere d'acquisto di chi deve acquistare casa si è ridotto ulteriormente, quindi non riesce, e poi ha il timore, come diceva anche il signore, ha il timore di cosa succederà. Cioè, secondo me una politica per gli affitti e locazione, se costruita molto bene, sarà una buona strada per sopperire a questo problema. Perché effettivamente l'acquisto della casa, la banca non glielo dà più il mutuo. Cioè, perché quel poco prima riusciva ad averlo, perché si hanno esempi classici, lei li avrei visti ogni giorno, con poca spesa, con poco capitale iniziale di rischio, perché il capitale di rischio che metteva l'impossibile inquilino ma adesso acquirente, riusciva ad acquistare e avere la proprietà dell'immobile. Ora non riesce più perché la banca arriva al 50% se ha garanzie, se non ha garanzie gli dice no. L'assurdità, qualcuno dice vado in banca a fare un mutuo che sia impresa o che sia privato cittadino per un edificio, quindi voglio ipotecare l'edificio, e mi dicono no, perché voi siete una categoria a rischio. L'edilizia è una categoria a rischio. Cioè, capisco, ma l'edilizia è quella che traina tutti gli altri settori. Perché il problema dell'edilizia, se non costruiamo case nuove ora, se non ristrutturiamo, abbiamo i finitori, i famosi finitori, cioè quelli che entreranno nel fabbricato poi, seramentisti, posatori, quelli saranno fermi, non potranno più lavorare l'anno prossimo, fra 2 anni. Di solito, se non ci sono i famosi scavi aperti, dove ci sono le fondazioni, perché l'edilizia è l'ultima a morire, cioè l'ultima che sente molto la crisi, perché sono lavori che durano sempre 1, 2, 3 anni, quindi va sempre a corsa lunga, però è anche l'ultima a ripartire. Quindi se non la facciamo partire velocemente ci troveremo anche il prossimo anno e anche il prossimo anno nelle stesse condizioni. Perché? Perché effettivamente ci sono poi tutti i lavori che susseguono. Come diceva lei prima, la fabbrica di cucine. Non serve che faccia cucine se non ci sono nuovi edifici o edifici che vanno ristrutturati. E gente che può comprare queste cucine, perché dopo non andiamo anche a un altro aspetto. Comunque anche il discorso della potenzialità dell'edificio, cioè nessuno si è curato degli edifici che venivano costruiti.
dire che abbiamo costruito male, abbiamo costruito con una concessione edilizia, quindi su una zona dove era concesso, quindi il dire che c'è stata troppa cementificazione è stata colpa degli imprenditori, io non... Ma anche dei comuni, no, è stato solo dei comuni che hanno concesso, perché io dico sempre, nei periodi periodi quando ci sono state le alluvioni, sono sindaci oneri. Che piangono, giusto, Sì. Per carità, comprensibile, Esatto. Sindaci che avrebbero dovuto piangere e riflettere al momento in Esattamente. cui accettavano certe urbanizzazioni selvagge che ancora sono in essere, perché non ti cioè, ovvio che dove c'è un prato e un domani ci sono dei garage, poi se arriva l'acqua da qualche parte deve sbucare, e visto che abbiamo precipitazioni ormai di carattere orientale, monsonico, è ovvio che a un certo punto ci troveremo come loro sott'acqua completamente. Poi lo Stato non può provvedere, assicurazioni non assicurano, attenzione anche a questo. Vuole commentare un po'? Beh, allora confermo, è vero, la richiesta di casa non è che non c'è, adesso non buttiamola troppo sul pessimistica, la richiesta di casa No, ci c'è. sono, soprattutto di un certo livello, questo almeno, anche sentendo varie categorie imprenditoriali. Allora, la richiesta di casa c'è, è vero, c'è una richiesta con nuovi parametri, cioè oggi hanno meno budget da disporre per la casa, e quindi ecco perché arrivano quelle famose offerte a ribasso così forti, insomma, per acquistare casa. Il problema è che mentre il privato talvolta, se ha già venduto, se ha un problema impellente che deve spostarsi per lavoro, per motivi gravi, arriva a scendere di prezzo e accettare l'offerta a ribasso, dove spesso, se aiutato da un'agenzia, si riesce anche ad acquistare comprando con un ulteriore ribasso. Quindi, se guardiamo bene, vendere e comprare casa oggi non è meno conveniente di prima, perché se vendi a meno e compri a meno, la differenza è inferiore a che se compri a di più e vendi a di più. Quindi oggi costa meno cambiare casa. Il problema è che è più difficile, i tempi sono molto più lunghi. Le banche secondo me sono arrivate, adesso il 60 è un po' troppo. Il limite giusto che impone Banca Italia dell'80% sarebbe un limite corretto su cui dovrebbero assestarsi le banche. Su quel limite, finanziando l'80%, sempre salvo rata reddito, queste cose qui, sarebbe un limite giusto per poter far funzionare le cose. Chi non ha almeno quel 10, 15, 20% è giusto che vada in affitto, perché altrimenti, se fa un mutuo così alto, oggi non lo fa più, comunque quando l'ha fatto ne ha pagato poi le conseguenze, e quando l'Euribor è cresciuto in molti punti e non ce la faceva più a pagare i mutui. Mentre se è capace di pagare una rata di un affitto di 500-600 euro, ed è vero che potrebbe pagare un mutuo, dice lui, di 900, mettiti via 400 euro al mese, ti ripresenti in banca fra 4-5 anni con un capitale da parte. Vi garantisco che le banche notano e apprezzano la capacità di mettere via soldi di risparmio, e sicuramente sì, il problema è che non c'è più margine nelle buste paga di questo risparmio. Il problema è che è l'economia che si è fermata. Esatto, infatti la gente, io ho clienti che mi dicono: non cambio casa perché forse mi licenziano, dove voglio vado? Esatto. Non cambio casa perché non lo so. E infatti oggi cosa va? Vanno le prime case, cioè gli appartamenti da investimento piccoli, di chi ancora ci crede, sperando che questo stimolo tolgano il prossimo anno. Vanno le prime case, i 2 camere, gli appartamenti con 2 camere, tutto il ceto medio non cambia casa perché chi ha altre camere non compra la villetta perché è un upgrade che oggi non può permettersi, o comunque preferisce aspettare, ci aspettiamo tempi migliori. Chi invece ha i 500-600 milioni, ce li aveva prima, ce li ha oggi, se vuole comprare la casa. La compra però in classe energetica elevata, A+, certo. A++, assolutamente. Sì. Questo Anche diventa... qui vorrei sfatare una cosa, cioè noi siamo convinti, cioè ci passano il messaggio, l'Alto Adige ci passa il messaggio che solo col legno si riesce a fare A+ o passiva. E questo non è vero. No. Noi abbiamo una tradizione veneta del costruire che presumo ce ne sono poche uguali alle nostre, però abbiamo questa stiamo seguendo una strada sbagliata, secondo me, perché si possono fare case passive e case. Cosa vuol dire? Spieghiamo cosa vuol dire casa passiva. Casa passiva è una casa che non consuma praticamente, consuma pochissimo, una casa da 100 metri quadri che consuma, e sono le case quindi, attive quelle. Con coibentazioni. Coibentazioni elevate, fonti di energia rinnovabili, sono case che consumano pochissimo, quindi hanno un ammortamento molto più veloce perché non hanno costi fissi. Effettivamente si possono fare benissimo con le caratteristiche venete, il muro classico. Esatto,
ecco, però certo. si può trasformare una casa esistente in modelli, sì, oppure sì. bisogna presentare ex novo come vediamo dalle immagini? No, la ristrutturazione ben concepita e fatta con una progettazione integrata, cioè calcolata molto bene all'inizio, non fa perdere tempo perché non ci sono momenti morti di costruzione, non ci sono decisioni da prendere poi, tutto l'edificio va preso in considerazione nell'insieme, perché ci sono casi dove vediamo dei grezzi e c'è scritta classificazione energetica A, ma sappiamo tutti, chi è del mestiere, che la classificazione energetica A l'avremo alla fine, quando ci andrò dentro, perché che partecipa alla classificazione energetica è la fonte energetica, è il serramento, è l'isolamento, è l'esposizione solare, ci sono tanti fattori e quindi adesso ci siamo fatti prendere la mano con le classificazioni A+, i fabbricati in legno, i prefabbricati in legno, perché sono prefabbricati, le case in legno, nascono in un cantiere che non è lo stesso, nascono in un capannone e vengono calcolate così. Assolutamente, ma poi una cosa, una casa in Alto Adige, una cosa in Sicilia. Bravissima, ma è la cultura, cioè ci sono, è una nicchia che c'è, ben venga, cioè assolutamente è una parte di mercato, ma non diciamo che quella parte di mercato riesce a fare classificazioni energetiche elevate e noi no, noi possiamo, anche perché c'è un pensiero che io ho e penso che tanti abbiano fatto, finché compreremo, come nell'edilizia sta succedendo, materiali extra Veneto per il 50%, avremo il 50% delle fabbriche venete che, facendo lo stesso tipo di materiale, caratteristiche uguali, però non chiamandosi con nomi tedeschi, chiuderanno e noi, i nostri figli, cugini, nipoti, li manderemo a lavorare in Germania, perché noi abbiamo lo stesso prodotto con le stesse caratteristiche, però ci stiamo germanizzando o americanizzando. Cioè il Veneto, secondo me, si possono fare cose, e ci sono state fatte, abbiamo l'esempio di fabbricati di 500 anni, di 1000 anni che ancora sono su, e possiamo migliorarlo. Ecco, quando sia l'industria di produzione dei manufatti e dei prodotti dell'edilizia capirà questo, e quando capiranno questo anche chi costruisce, che il modello Veneto si può riconfermare nel mercato con le nuove classificazioni energetiche, e però con la caratteristica veneta, che è una caratteristica vera e propria, perché abbiamo costruttori che sono ad Haiti noi ora e stanno costruendo come costruiamo noi, magari finendo come stiamo costruendo noi, e effettivamente vedremo che riusciremo a portarci economia all'interno. Vedremo quando questo succederà. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, tornando a noi, anche un po' per tirare le fila, mercato tutto sommato, allora le vendite di immobili di basso valore tutto sommato vanno, quelle in classificazione energetica, IMU per pagare i 10.000 euro mensili degli assessori, vergogna, è vero, e non solo degli assessori, perché poi ci sono tutti gli altri, però anche immobili di un certo valore, di un certo prestigio, quindi tutto sommato tengono. La fascia in mezzo, che cosa fare? Ristrutturarla, rimetterla in pristino, non costruire nuovi plessi che magari possono essere lasciati a verde, che un po' di verde ci fa anche bene, e riprendere in mano, demolire, io dico anche, può essere una soluzione. Ma infatti, piuttosto di occupare nuovo territorio, assolutamente o ristrutturare se possibile, o se serve anche demolire e ricostruire. Non è solo una questione... Cioè all'estero la parola demolizione esiste assolutamente, c'è da noi che invece proprio c'è anche una questione di bello, nel senso che ci sono centri storici o certo, o però ci sono delle aberrazioni brutti. degli anni 70 o prima, dopoguerra, che sono dei pugni nell'occhio che non stanno Andremo quasi... ad abbellire tante zone che oggi degradano. E quegli edifici di cui sta parlando lei, si figuri che a quel tempo erano innovativi. Cemento armato, certo, ma poi usavano lamiera, usavano prodotti che erano totalmente diversi dal classico. I tempi sono cambiati, non c'era il problema del riscaldamento, non c'era nessunissimo problema. Bisogna adeguarsi ai momenti. Adesso comunque qualsiasi edificio può essere riconvertito energeticamente. Quindi questa è una cosa molto positiva, perché dà speranza a tutti, anche magari chi vuole cercare di far rendere o rendere comunque appetibile il proprio immobile. Questi interventi sono anche molto perché importanti. cioè, va ammortizzata la spesa, perché è un minor costo negli anni futuri, è un plusvalore logicamente per l'edificio, ma non è un plusvalore che va ai 3 anni, ai 2 anni, ce l'avrà per sempre quel nuovo valore, perché consumerà meno. Anche di qualità, anche e poi c'è risparmio energetico, con comfort acustico e comfort dell'edificio, nessuno ci pensa mai. Infatti, nessuno ci pensa mai al comfort dell'edificio.
l'edificio, cioè io investo nell'edificio perché abbia comfort, cioè io ci possa stare bene dentro, cioè non abbia troppo caldo, troppo freddo, e qui ci sono tecnologie all'avanguardia che non sono costosissime. Secondo me il principio della riqualificazione energetica deve essere portato alla progettazione integrata. Quando avremo queste considerazioni messe tutte assieme, allora avremo i costi certi dell'edificio vero e proprio, perché tante volte partire con un grezzo, una ristrutturazione, esempi ce ne sono tantissimi, certo. Qualcuno accusa l'edilizia classica di non garantire il costo del preventivo, e dicono in una ristrutturazione effettivamente io ho una variazione che va al 30%, nell'invece edificare monoblocco in legno o in altra produzione prefabbricata ho una variazione che va attorno al 5%. Quando i costruttori, i progettisti riusciranno a portare i parametri uguali, cioè progetto molto bene una ristrutturazione e avrò un costo ridotto della ristrutturazione perché è ben concepita e non avrò rischio che effettivamente se io faccio un mutuo per ristrutturare 100.000 euro di edificio e alla fine ne ho 130, non riuscirò neanche a pagarlo, quindi creerò il problema con l'impresa. Tutti i problemi che potrebbero uscire poi vanno considerati prima, quando faranno la stessa cosa, cioè quando i progettisti e chi fa costruzione riuscirà ad avere certezze più conformici, più strette, non ci sarà più il problema del fabbricato in legno o in muro. Costruiremo tutti ugualmente. Che cosa bisogna dare per smuovere questo mercato, anche con interventi che voi potete come associazione di categoria fare verso il governo, però non certo blandi, perché altrimenti abbiamo visto che non sortiscono effetti? Beh, noi come FIEB veniamo accolti in audizioni in Parlamento mensilmente. Le ultime richieste sono state fatte, erano appunto quelle di... Allora, a Roma si era chiesto addirittura di togliere l'ICI per le famiglie sotto i 35 anni, perché giustamente si diceva gli abbiamo fatto comprare la casa promettendogli un futuro, sì. Avrai, adesso si beccano un mutuo pesante e anche l'ICI, perché all'epoca non c'era l'ICI. Quindi quella per me è importante, batto il tasto sulla locazione perché è un mercato che non va sottovalutato, e quello che è un immobile locato, per me anche non solo con i canoni concordati, comunque locato non deve essere tassato come IMU, come seconda casa, ma secondo me su questo voi farete qualche azione, qualche cosa, perché se resta così la situazione ben presto... Bisognerebbe andare in piazza, l'abbiamo detto prima. E noi lo facciamo in via istituzionale, chiediamo che si faccia, speriamo ci ascoltino, poi vedremo. Certo, se una persona volesse farsi su una casa non gli passano il terreno fabbricabile perché non c'è interesse da parte del comune, allora cosa fa uno? Cambia comune e fa bene. Certo, io dico sempre, anche adesso i comuni che hanno fatto una scelta ben precisa, IMU al massimo dei massimi, cioè l'esempio Terme, Abano Terme ha messo IMU al massimo, uno prima di comprare casa là ci deve pensare 89 volte e dire beh insomma qui abbiamo un governo del comune che non ci pensa né uno né due, nonostante sia turistico e abbia le sue case, no, però insomma sono considerazioni che il cittadino giustamente deve fare, no? Certamente, cioè adesso lo Stato cosa ha fatto? Ha ribaltato il problema verso il comune adesso cosa farà? Obiettivamente metterà tariffa minima alla prima casa, metterà tariffa massima alla seconda. No, c'è chi ha messo tariffa massima alla prima casa. C'è già una tariffa alta anche sulla... Non so come si proporranno alle prossime elezioni questi sindaci, perché non lo so. Non lo so come faranno. Lo Stato ha scaricato sul comune e di conseguenza sul cittadino, lui sta scaricando sempre. Sì, ma la cosa è ridicola, mi viene da ridere, perché per non piangere ormai nella situazione attuale, è che se i sindaci si trovano in difficoltà per le fasce che perdono lavoro eccetera e quindi devono recuperare soldi, se chiedono tanti soldi per la prima casa, cioè è un gatto che si morde la coda, perché è ovvio che poi alla fine questo cittadino che paga il massimo di IMU viene di là a bussarti la porta e dire adesso me la ritorni in servizi, perché altrimenti... È verissimo. Perché sono tutti progetti a breve termine, non c'è uno studio a lungo termine. Si pensa oggi al problema, tasso che domani i soldi. Sì, ma fra 5 anni siamo messi peggio di adesso. Infatti assolutamente, quello è il discorso. E poi quelle case che hai invendute difficilmente le vendi, perché uno prima di andare a stare in un comune, come diceva il nostro telespettatore nel messaggio, si informa che IMU c'è e quindi quello è un altro discorso. Ma si è partiti che i comuni quando c'era l'ICI hanno dato aree edificabili giustamente per avere soldi subito freschi e speravano ICI domani futura. Poi hanno tolto l'ICI, però ormai i piani regolatori sono stati fatti e adesso ci sono in essere queste cose. Assolutamente. Una battuta in chiusura? È il piano casa.
piano casa è stato per circa c'è ancora in essere? C'è in essere, sì, i Quindi comuni per le l'hanno un po' ristrutturazioni. stravolto a proprio piacimento, c'è chi l'ha... Generalmente i comuni l'hanno tagliato, pochissimi infatti. comuni l'hanno incentivato, però anche questa è una forma di economia che eviterebbe alla famiglia che deve un po' allargarsi di cambiare casa, cioè potrebbe ampliare un po' perché non ha più bisogno quindi della terra edificabile effettivamente, quindi può ampliare alle 2 stanze, alle 3 stanze, le demolizioni e le costruzioni hanno incentivi del 50% in volume, quindi questo per un anno dal 2010 al 2011 ha portato lavoro a 30.000 domande nel Veneto, quindi un volume d'affari di circa 1,7 miliardi. Cioè, quindi un po' di respiro l'ha dato. Un po' di respiro può darlo, certo che come diceva anche il signore, effettivamente c'è il terrore del poi, perché una stanza in più, perché adesso andiamo a metro quadro, quindi non andiamo più a vani, effettivamente c'è il timore, va bene investire e poi cosa succederà? Se l'edificio me lo ritassano, perché adesso ho fatto l'IMU, più avanti facciamo una patrimoniale magari. Non c'è fiducia nello Stato. Non c'è fiducia, insomma ci troviamo, sì. Ma sono loro che devono crearla la fiducia. Loro chi? Lo Stato deve creare fiducia. Il governo deve creare fiducia, bisogna vedere se riesce a farlo, in questo momento anche ha paura di stare in piedi. Rispondendo alla domanda del nostro telespettatore, forse la provocazione che diceva allora le case in classe energetica molto elevata con criteri di risparmio energetico costano di meno di quelle altre, in realtà no. Costano di più. Ma non costano, ecco, il costo è ponderato, perché è un assurdo dire una classe A non posso comprarla perché costa troppo. Bisogna fare intanto il parametro di ammortamento di quello che pago ora ma non pagherò dopo, perché effettivamente ora ha un costo certo il pagamento dell'edificio. L'energia non si sa che costi avrà l'anno prossimo, fra 2 anni, fra 3 anni, perché i famosi edifici di cui parlava lei non avevano preso in considerazione le fonti energetiche. Quindi infatti, comunque un costo superiore. Un costo, ma non è così esageratamente alto. Benissimo. Torneremo a parlare di questo argomento, io vi ringrazio di essere stati qui con noi in trasmissione, grazie naturalmente a voi di averci seguito e come sempre ci vediamo domani, parleremo di allergie alle 12:40 con l'US 15 Alta Padovana e allergie ce ne sono veramente tante, soluzioni, rimedi ma anche prevenzione. Grazie e buon proseguimento. Buongiorno.